Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Screenshot. Fari puntati sulla sanità questa sera, in particolare la sanità del Friuli Occidentale. Siamo in compagnia del direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Giuseppe Tonutti, che peraltro guida questa azienda da circa 6 mesi. Allora, direttore, buonasera. Intanto cominciamo a fare un primo bilancio, perché sappiamo qui ci sono state tante polemiche. Prima di lei c'era il direttore Polimeni, che adesso è in ARCS, e i rapporti anche un po' con il personale, un po' con i sindacati non sono stati idilliaci. Fatto sta che la regione ha puntato su di lei per guidare questa azienda che già aveva guidato in passato. Allora possiamo tracciare intanto un bilancio di questi 6 mesi di lavoro. Beh, sono stati 6 mesi sicuramente impegnativi, perché l'azienda è ancora tuttora, ma ho trovato un'azienda in grande affanno da un punto di vista di personale, con numerosissime carenze. Tant'è che i primi decreti durante i mesi di maggio e giugno hanno visto l'assunzione di tutto il personale che riusciravamo di fatto a prendere. Abbiamo preso 57 infermieri in un colpo, non so quanti OSMA, siamo credo sull'ordine della cinquantina anche lì. E poi tutta una serie di medici che mancavano, 7 oculisti, via dicendo, 2 reumatologi, endocrinologi. Purtroppo ci sono delle figure che non riusciamo a trovare e che continuano a essere un vero problema, che rischia anche di aggravarsi. Non a caso tutte le, chiamiamole polemiche, ma non so neanche se possono essere definite polemiche, relative al pronto soccorso, dove effettivamente si fa veramente tanta fatica a trovare i medici. Per quanto riguarda gli infermieri, confidiamo adesso, visto che si sono laureati giovedì scorso un po' di infermieri anche della sede di Pordenone, con un bando che scadrà alla fine di questo mese, sperare di riuscire a tirare su un bel po' di persone, perché se no i servizi non vanno avanti. Ovviamente, se dobbiamo fare dei numeri, quanti sono i medici e gli infermieri, gli OS che mancano in questa azienda ospedaliera? Siamo sull'ordine dei 40 medici, ovviamente in varie discipline. Le più penalizzate sono la radiologia in primis e il pronto soccorso, però anche la pneumologia è indietro. E poi le altre, tutto sommato, stanno reggendo, sempre con grande difficoltà, perché anche in medicina interna facciamo fatica, però almeno per ora li stiamo ottenendo. Quindi come medici siamo così, come infermieri siamo sull'ordine dei 70, che è un numero, tanto per idea, su 1400 ne mancano tra i 70 e a fine anno una previsione di 80, che crediamo di lenire con l'assunzione appunto di quelli che prenderanno servizio da dicembre in poi, in base a questo avviso che stiamo chiudendo. E quindi sono più del 5% delle persone, che non è poco, perché poi sono 70, calcolate che equivale alla forza lavoro di 5 reparti. Numeri sicuramente che non fanno stare allegri. Quanto hanno inciso i tagli che in passato si sono fatti in sanità, quanto ha inciso invece il Covid, che ha messo sotto stress questo personale, e sappiamo che in molti, oltre al fatto che sia difficile trovare queste figure, se ne sono proprio andati. Parto dal Covid, che rischia di essere un alibi per tutti noi. Il Covid c'è stato, sicuramente ha messo in tensione un sistema, però è anche vero che ne stiamo uscendo. Quindi quando uno vede la luce in fondo al tunnel, di solito un po' si rincuora. Quindi io direi il Covid è stato sicuramente, ha fatto cambiare il lavoro ad alcune persone, ha messo, con la questione dei sospesi per le vaccinazioni, tensione, ha creato molte tensioni, e forse poteva essere gestito con regole un po' meno, dure, soprattutto con qualche compromesso in più. Parlo a livello nazionale, perché poi la regione di fatto non poteva fare altro, eravamo quasi commissariati, quindi non poteva fare altro che fare quello che gli diceva lo Stato.
I tagli del passato, più che i tagli la programmazione, la carente programmazione del passato, perché è inutile, i tagli in questa regione non è vero che non ce ne sono stati, noi non abbiamo vissuto anni di tagli in questa regione, abbiamo vissuto anni magari forse di non sviluppo di alcune figure. Ci sono stati, per esempio, faccio un esempio, la sospensione anni e anni fa del corso per assistenti sanitari, che si è dimostrato essere stata un errore. Ci sono i numeri chiusi che creano dei problemi, però in realtà il problema secondo me sta ancora a monte, che è la riduzione della popolazione diciottenne che anno dopo anno sceglie che lavoro fare. E questo è un vero problema, perché non mancano gli infermieri o i medici o i tecnici, mancano gli ingegneri, mancano gli amministrativi, mancano i muratori che devono costruire, mancano i baristi, mancano tutto, perché in realtà noi viviamo con una popolazione che rispetto al mio anno, che era il 64, al mio anno di nascita, quindi quando nell'82 avevo 18 anni c'erano 22-23 mila diciottenni, oggi ce n'è 10 mila, quindi è chiaro che le persone che entrano nel mondo del lavoro sono meno della metà di quella volta. La risposta anche che molti danno è però bisogna pagare di più queste figure, insomma, sia che siano baristi, sia che siano muratori, sia che siano medici e infermieri. Ecco, da quel punto di vista lì come stanno le cose? Magari il medico già prende di più, l'infermiere però insomma sappiamo che non ha dei compensi super elevati. Ma io credo invece che il medico stia prendendo troppo poco nel mondo nel pubblico per le responsabilità che ha addosso. Se pensiamo che un neoassunto che ha fatto 6 anni di università e 5 di specializzazione prende netti 2.600 euro, quando nel privato li fai con una settimana o 2 di lavoro, ci rendiamo conto che abbiamo degli stipendi che hanno perso potere d'acquisto rispetto al passato in modo importante, al punto da far diventare la professione meno allettante di una volta. È vero anche sulle altre professioni sanitarie, come gli infermieri in particolare, ma ricordiamoci che le professioni sanitarie sono 22 e ci mancano un po' dappertutto, perché mancano anche i tecnici di laboratorio in questo momento, quindi ci sono anche altre figure, fisioterapisti piuttosto che logopedisti, insomma ce n'è tante di figure professionali. Anche lì dovrebbero esserci dei contratti un po' migliori, cioè noi rischiamo che ci sia tanta richiesta di aumentare i finanziamenti alla sanità, ma rischierebbero di non essere utilizzati se noi non aumentiamo gli stipendi al personale della sanità, ma in maniera non simbolica con 20-30 euro, qua bisogna aumentare gli stipendi al 20-30% alle persone, e allora forse ritorniamo a rendere questo lavoro allettante. Altrimenti noi aumenteremo i finanziamenti per pagare prestazioni fatte dai privati sostanzialmente. Se questa è una scelta, è una scelta. E qui veniamo anche un po' al tema di questi medici gettonisti, insomma ne avevamo già un po' affrontato l'argomento proprio con lei nei nostri telegiornali, per quanto riguarda la situazione in ASFO di questi medici che insomma vengono arruolati dalle cooperative, pagati a turno anche 1.000 euro al giorno, e quindi insomma sicuramente lei diceva insomma non è molto sostenibile né economicamente né moralmente questa situazione, però al momento bisogna ricorrerci. Non è sostenibile economicamente, ma la parte economica per assurdo in questo momento è quella meno importante. Io credo che non sia eticamente sostenibile, anche perché mettiamo a lavorare vicino uno a fianco all'altra persone che hanno stipendi drasticamente diversi. Cioè chi è dipendente dell'azienda ha uno stipendio che è uno stipendio contenuto, e chi fa i turni così ha stipendi molto elevati, ovviamente non ha un vero e proprio lavoro suo, paga gettone, è un mercenario del lavoro. Però alla fine in questo momento ci sono molti medici che stanno sfruttando questa possibilità e mettono in crisi, perché poi se più noi andiamo a dare fuori a gettoni, più le cooperative, ditte, quelle che tirano fuori i medici, li vanno a pescare proprio da noi, e quindi è un cane che si morde la coda, quindi è una cosa che andrebbe tranciata
direi più che ridotta, tranciata definitivamente, in modo tale che questi qua lavoro di quel tipo non ne trovano e ritornano a lavorare nel sistema. Avendo lei a disposizione sicuramente molte persone che ci stanno guardando da casa, la prima cosa che le chiederebbero è come mai le liste d'attesa sono così lunghe, che cosa si può fare e perché, vecchia questione, se pago domani ho la visita, se non posso pagare devo aspettare alle volte mesi. Questo è veramente il grande tema delle persone, insomma, che chiedono aiuto alla sanità pubblica. Allora, le liste d'attesa ci sono perché la quantità di domanda, la domanda è superiore all'offerta che noi abbiamo. Non sempre questa domanda è una domanda appropriata, tant'è che si è visto che anche aumentando l'offerta le liste d'attesa migliorano per un po', poi tornano a risalire perché siccome ci si ritara sempre a livello più alto. Il fatto che ci siano visite a pagamento in tempi brevi e visite con tempi lunghi con il Servizio Sanitario Nazionale non va visto, cioè è negativo che ci siano i tempi lunghi, ma il fatto che poi nel proprio tempo libero i medici facciano la propria attività e i tempi siano brevi a pagamento e nel tempo libero dei medici che fanno quello che ritengono di fare. Io preferisco farmi un giro in bicicletta, loro preferiscono fare le visite e fanno le visite. Quindi non dobbiamo considerare i tempi delle visite a pagamento, dobbiamo tenere in considerazione invece i tempi delle altre visite e su questo punto aggredirli dove riusciamo ad aggredirli e troviamo le professionisti. E in alcune specialità lo stiamo facendo e anche con dei risultati. Poi mettiamo in pista anche i privati accreditati che danno una mano su alcune specialità. Potremmo fare di più, sì, ma anche qua c'è un vincolo nazionale di non poter alzare il tetto sui privati oltre un certo limite, perché altrimenti noi potremmo affrontare alcune questioni sui tempi d'attesa. È una situazione che è determinata dalla quantità di medici che si hanno, che a volte non riusciamo a trovare. C'entra anche il fatto che si fanno forse un po' troppi esami, cioè anche i medici forse alle volte per tutelarsi, perché sappiamo che poi ci possono essere delle cause in corso, tendono a prescrivere molti esami, alcuni forse potrebbero essere, per così dire, insomma, evitati. Beh, molto tempo dei medici è utilizzato per fare i controlli, quindi non sono impegnati nelle prime visite che sono quelle che determinano i tempi di attesa, ma sui controlli. Quindi un paziente che è già in carico che continua a essere visto. È chiaro che la cadenza con la quale questo viene visto determina poi l'impegno e quindi si potrebbe agire su questo, sì, però non è che ci si inventa più di tanto, nel senso che comunque ci sono dei protocolli, delle linee guida che dicono di fare certi esami ogni tot per chi ha una determinata patologia, non è che ci si può esimere più di tanto. Sicuramente c'è un livello di inappropriatezza che scontiamo, si potrebbe cercare di incidere su questo versante, però tante volte l'appropriatezza cioè la prestazione che la scopri inappropriata nel momento in cui la fai, non nel momento in cui viene chiesta, e questo è un po' il problema. Grazie al direttore Tonuti, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi restate con noi perché cerchiamo di capire anche a che punto siamo con il nuovo ospedale di Pordenone. A tra poco.
Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia del direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale Giuseppe Tonutti. Nella prima parte insomma ci siamo concentrati molto sull'attività dentro l'ospedale, quindi le visite, la carenza anche di medici e di infermieri. Adesso andiamo a guardare insomma l'hardware, direttore, il nuovo ospedale di Pordenone che insomma lo vediamo insomma di giorno in giorno in via Montereale crescere, svilupparsi, quindi insomma a che punto siamo? Allora, siamo a un punto buono, nel senso che mi pare che i tempi rispetto a quelli che avevo indicati vengano anche rispettati. Questo significa che noi trascorreremo ancora tutto il 2023 per completamento del cantiere e attrezzaggio, e all'inizio, diciamo, prima dell'estate del 2024, quindi nei primi mesi del 2024, si ipotizza di entrare nel nuovo ospedale con i reparti, con la maggior parte dei reparti, insomma. Potrebbe esserci chi entra prima e chi entra dopo, ovviamente, perché non è un trasferimento che fai in un giorno, però diciamo nel corso dei primi mesi del 2024 dovremmo entrare, se tutto va come sta andando adesso. Ecco, per quanto riguarda i costi energetici invece, insomma, che sappiamo, sentiamo continuamente che i costi dei cantieri aumentano, anche qui l'impegno naturalmente è di centinaia di milioni di euro, insomma avrà inciso credo anche la difficoltà di trovare le materie prime e soprattutto i costi, ecco, quanto sta impattando questo e se ci sono problematiche in vista. Allora, diciamo che la Regione ci ha aiutato, ci ha dato un ulteriore finanziamento che noi abbiamo rapidamente dirottato all'impresa che sta realizzando l'opera, perché oggettivamente ha dovuto sostenere dei costi molto superiori. La fortuna dell'ospedale di Pordenone è che ormai è quasi arrivato alla fine, che i prodotti li abbiamo in casa e sono solo da montare, quindi anche questa mia, diciamo, non dico certezza, ma una previsione ottimistica di come andranno le cose è determinata dal fatto che noi non dipendiamo da ordini esterni, più le cose sono in montaggio. Io ho fatto un giro all'interno del cantiere all'inizio di novembre, ero stato all'inizio di agosto e si è vista molta differenza tra fine di agosto e inizio di agosto e inizio novembre. Veramente in 3 mesi è andato molto avanti il cantiere. Adesso ci tornerò dopo le feste di Natale per vedere a che punto siamo. Noi nei primissimi mesi chiuderà il cantiere e poi intanto partiranno, perché noi ricordiamoci che questo ospedale, le sale operatorie e la rianimazione fanno parte di un di un altro appalto che sta partendo adesso, quindi e questo verrà realizzato nel corso del 2023. È un montaggio di attrezzature particolari che era un po' tenuto in parte rispetto al resto. Quindi diciamo che abbiamo dato una mano all'impresa grazie anche alla Regione che ci ha dato i soldi, perché sennò diventava veramente difficile, ovviamente con un conteggio prezzi molto puntuale e che verrà diciamo perfezionato alla fine dell'opera. Ecco, per quanto riguarda invece il vecchio ospedale, che ne sarà? Insomma, si è deciso, si sta decidendo riconvertire, abbattere? Allora, io più che altro esprimo un mio pensiero, più che una decisione, che quella dipende non solo da me, ma anche dalla politica, ma io credo che non abbia veramente senso continuare questa discussione sul vecchio e sul nuovo. Continuare a tenere attività in una struttura che è degli fine anni 60, di progettazione e realizzazione negli anni 70, non ha proprio senso da un punto di vista impiantistico, da un punto di vista energetico, antisismico, di distribuzione degli spazi che erano pensati con le logiche di quella volta, che invece adesso è completamente diverso il modo di lavorare delle persone. Quindi è un discorso che non mi trova minimamente d'accordo, anche perché i costi di ristrutturazione sono praticamente gli stessi dei costi di abbattimento e realizzazione. Sono veramente di
di pochissimo inferiori, ma verrebbero clamorosamente poi ripagati dalla quantità di personale che è necessario per sostenere. Voi pensate avere un reparto da 40 a 50 posti o avere due reparti da 20 posti, 20-25 posti. Sono numeri completamente diversi anche di persone che poi devi impiegare in una situazione nella quale poi le persone neanche poi le trovi. E quindi io sono per andare sul nuovo e c'è una... credo, spero anche una convergenza un po' a questo. Dobbiamo perfezionare, la Regione ancora deve completare questa decisione. Sappiamo che dovremmo fare una conferenza stampa dedicata a questo, e quindi quella volta anche che non è solo un mio parere, io oggi posso esprimere solo il mio punto di vista, ecco, in questo momento. Andiamo verso la fase finale della trasmissione, parliamo un po' di conti. L'anno scorso insomma ASFO ha fatto un utile di 9 milioni di euro, ci sono state anche lì delle polemiche perché si è detto ma come in tempi di Covid insomma questo utile poi magari ritorna alla Regione, la Regione però ha assicurato che questi soldi torneranno sul territorio. Insomma, a conti quest'anno come stiamo? No, allora, per dire la verità, l'anno scorso... 2 anni fa, quello prima ha fatto, perché l'anno che abbiamo chiuso questo bilancio, che è relativo all'anno 2021, ha fatto un utile modestissimo di poche centinaia di migliaia di euro. E la previsione per quest'anno è simile, di avere di essere con i conti in ordine, perché questo è importante, anche se stiamo attendendo l'ultima distribuzione dei soldi che sono stati previsti nell'ultima norma di bilancio che è stata fatta in Regione. Dovremmo essere tranquilli che chiudiamo in pareggio, non dovremmo avere degli avanzi. Voi però tenete in considerazione che gli avanzi o i buchi in una provincia come Pordenone che confina col Veneto sono determinati dall'andamento della fuga dell'attrazione, che è un dato che si ha a fine anno, e quindi tante volte uno dice guarda lì ha fatto un avanzo. Questo è un po' un problema, perché uno rischia di rimanere col braccino corto durante tutto l'anno per paura che arrivi un improvviso buco dalla fuga, poi magari gli arriva una buona notizia che non era aumentata la fuga ma è diminuita, e fa un avanzo di bilancio. Viceversa magari cerca durante l'anno di andare avanti di più confidando nel recupero di una fuga, al risultato cosa rischia di andare in buco di bilancio. E a Pordenone questo si sente molto rispetto a Udine e a Trieste. I cittadini continuano a scegliere secondo me inutilmente, di andare in Veneto, soprattutto in alcune situazioni. Oggi andare fuori da qua per l'oculistica è un non senso, È vero che abbiamo la prima visita a tempi che spero dall'inizio dell'anno prossimo ridurremo, ma è solo la prima visita, tra l'altro di cose non patologie grosse. Ma tutto il resto non abbiamo tempi d'attesa e abbiamo una struttura che è una struttura sicuramente all'avanguardia. Non era così un anno fa, siamo d'accordo, questa è una struttura che si è realizzata quest'anno con l'arrivo del nuovo direttore. La gente si deve riabituare a venire all'ospedale di Pordenone. Mi auguro che giocherà a favore anche il nuovo ospedale in questo, vedere un ambiente anche sicuramente diverso da quello che stiamo vivendo adesso. Però uscire da qua per fare cose che puoi trovare qua, la gente deve sapere che danneggia l'azienda sanitaria e poi non può lamentarsi che non hai servizi qua, perché alla fine noi paghiamo là e paghiamo qua. Grazie allora al direttore generale dell'azienda sanitaria Giuseppe Tonuti per essere stato con noi e per aver risposto anche puntualmente alle nostre domande. Prego, grazie a voi per questa opportunità. Grazie, è tutto, questa puntata di Screenshot finisce qui, grazie a voi per averci seguito, buona serata a tutti.